Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera, grazie Natalia, buon lavoro amiche e amici miei. Sì, prepara le foto di Fausto per favore. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1230 di oggi, mercoledì 8 luglio del 1976. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 0292947222 se volete essere dei nostri attraverso il telefono quando lo dirò io. Il pezzo che avete ascoltato sono Martha Reeves and Ivan Dallas, Nowhere to Run, 1965, che come sapete fa parte della colonna sonora di Good Morning Vietnam con l'immenso Robin Williams. Bene, dopo aver constatato che i miei polmoni reggono ancora, Natalia, se tu hai le foto pronte, io direi che possiamo cominciare, perché veramente vi giuro, io nella mia vita cose strambe ne ho viste.
Beh, oddio, ne ho anche fatte di cose strambe, per carità, so strambo io, ma questa le batte davvero tutte o comunque arriva prima, diciamo seconda o terza sul podio delle cose assurde. Allora, per chi ci sta seguendo sul canale video, vede due foto, le descrivo per chi ci segue sulla radio. Allora, c'è questa automobile parcheggiata e si vede chiaramente che la ruota posteriore sinistra è sopra un tratto di striscia bianca, quindi è in un parcheggio gratuito, come tutti noi sappiamo. In realtà, attenzione perché questo è spettacolare, solo in Italia, signori. In realtà, nel corso della notte, la striscia bianca è stata ridipinta, vorrei capire anche, ecco, a cura del Comune di Roma, in via Catullo per la precisione, la striscia bianca è stata ridipinta ed è diventata striscia blu. Ma siccome c'era la macchina sopra quel pezzo di striscia bianca, non è che potevano sollevarla, pittare di blu e rimetterla giù. Quindi si vede il colore blu che si interrompe dove c'è la ruota e riprende dopo la ruota per andare oltre. Ecco, in virtù di questo giochino, il nostro amico Fausto, il nostro ascoltatore Fausto, che ci racconta questa vicenda kafkiana, che peraltro vedo essere finita anche sulla stampa romana, bene, si è beccato una multa di 29,40 €. Sostava senza esporre il titolo di pagamento. Ah no, scusate, la sanzione è 42 €, capito? Se paga entro 10 giorni, però gliene fanno 29,40, se no sono 42 €. Tutto questo perché nella notte il Comune di Roma, in via Catullo, ha ridipinto da strisce bianche a strisce blu. Ecco, cioè, ma cosa gli dobbiamo dire? Sindaco Gualtieri, ma questo è situazionismo, cioè questo è dadaismo veramente puro, non lo so. Cioè tu arrivi, parcheggi la macchina, arriva il comune, ridipinge la striscia da bianca a blu e ti becchi 42 € di multa. Siamo commossi, veramente commossi. Natalia, per favore, qui Parlamento con l'onorevole Dario Giaconi che parla sulla riforma del servizio civile. Vai pure, grazie. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, onorevoli. Il provvedimento che oggi approviamo lascerà un segno profondo per le nuove generazioni. È un atto concreto che punta a ricostruire e richiamare quella fiducia che i nostri giovani, troppo spesso delusi, non intendono più concedere alla politica. Con questo provvedimento tracciamo una linea stabile, solida e di lungo periodo. Non una legge bandiera, non uno spot, ma stiamo costruendo un'infrastruttura sociale per il futuro della nostra nazione. E lo facciamo facendo finalmente chiarezza, separando e valorizzando due ambiti che spesso sono stati confusi, ma che rispondono a esigenze diverse e complementari. Da un lato ci sono le politiche giovanili che hanno il compito strategico di dare ai ragazzi gli strumenti per emanciparsi, studiare, fare impresa, lavorare e trovare la propria strada in autonomia. Dall'altro lato c'è il servizio civile universale che rappresenta la massima espressione del dovere civico e del legame comunitario. Il servizio civile non è un ammortizzatore sociale e non è una politica passiva di sostegno, è la scelta consapevole di chi decide di rimboccarsi le maniche per mettersi a servizio degli altri. Politiche giovanili e servizio civile che corrono su binari paralleli,
verso un unico obiettivo: maturità, responsabilità, futuro dei nostri ragazzi. Questo provvedimento smantella le barriere burocratiche, avvicinando le istituzioni ai bisogni reali dei giovani. Dare la possibilità ai giovani di mettere a frutto il proprio talento e di costruire il proprio domani con le loro forze. Questa è una priorità per tutti noi, per quest'Aula, per l'Italia. I giovani non chiedono scorciatoie, non chiedono privilegi, chiedono di potersi costruire un futuro. C'è un principio cardine come centrodestra che rivendichiamo anche come Lega con forza. I giovani non possono più essere passivi destinatari delle decisioni della politica. I giovani devono esserne i protagonisti. Ascoltarli non può e non deve essere un rito simbolico, una concessione di facciata. Nessuna politica giovanile può essere davvero efficace se viene calata dall'alto, senza l'apporto di chi quella realtà la vive sulla propria pelle ogni giorno. Per questo accogliamo con grande favore gli strumenti di consultazione e il rafforzamento della partecipazione nel testo. Il dialogo con le organizzazioni giovanili diventa finalmente parte integrante, strutturale e obbligatoria dell'azione pubblica. Questo principio si applica su entrambi, politiche giovanili e servizio civile universale. Rimanendo in tema di servizio civile, chi sceglie di dedicare un anno della propria vita alla comunità compie un gesto di straordinario valore civico. È un'esperienza che forma i cittadini ancor prima che i lavoratori. Si impara il significato delle responsabilità, della solidarietà e del sacrificio. Per questo era doveroso intervenire sul piano normativo, semplificando le procedure e riordinando la disciplina per dare massima efficienza al sistema, senza mai barattare la qualità e la rigidità dei controlli. Nel corso dell'esame parlamentare il testo è stato ulteriormente migliorato, grazie a un confronto serio e costruttivo, tramite il coinvolgimento delle regioni, di ANCI, dell'UPI e attraverso un tavolo tecnico permanente, convinti che le migliori politiche pubbliche nascano dalla sinergia istituzionale e mai dall'isolamento. L'aspetto più importante, voluto a gran voce e con determinazione, che rivendichiamo è l'emendamento a nostra firma, che trasformerà un anno di servizio, tra virgolette, in un vero e proprio investimento occupazionale nel privato, dando ai ragazzi e ragazze qualcosa di scritto e certificato da inserire nel curriculum per trovare lavoro, oltre ad essere un passepartout nei concorsi pubblici, questo già destinato nel decreto della pubblica amministrazione del 2023, un 15%, quindi nei concorsi destinato a chi fa questo servizio, svolge questo servizio. E crediti, anche già inseriti in altri provvedimenti, formativi universitari. Insieme a questo il potenziamento della Carta Giovani Nazionale, l'istituzione dell'osservatorio permanente vanno esattamente nella stessa direzione. Smettere di rincorrere le emergenze e piantare i pilastri solidi capaci di durare nel tempo. Diciamolo chiaramente e senza paura, le leggi da sole non cambiano la realtà, ma possono creare le condizioni perché il talento dei nostri giovani non venga disperso. Perché l'entusiasmo trovi un varco e perché ogni ragazzo e ogni ragazza possano sentire che l'Italia crede nelle loro capacità e scommette sul futuro. Ritagliarsi uno spazio importante nella società, quello spazio che con la ricetta vecchia delle opposizioni non avrebbe di certo trovato
tramite il reddito di cittadinanza, condannati e intrappolati verso uno spazio chiamato divano, un'assistenza di Stato che spegne il futuro dei giovani e uccide la dignità delle persone. Mettere soprattutto in risalto la nostra visione con questo provvedimento è investire nelle nuove generazioni con lungimiranza per garantire la sopravvivenza e la prosperità della nostra Italia. Per queste ragioni, con la massima convinzione e con la testa e con il cuore rivolto al futuro dei nostri giovani, il gruppo Lega esprime parere favorevole. Grazie. Grazie onorevole. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:34 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Diamo un'occhiata in questa puntata numero 1230 di Zoom alle agenzie. Questa è l'ANSA. Trump arrabbiato con la NATO, Macron, nuove esercitazioni dei volenterosi per Kiev. Il presidente USA con la Spagna ha chiuso i rapporti commerciali, è un caso senza speranza. Sull'Iran il cessate il fuoco è finito. La Groenlandia è importante per noi, non per la Danimarca. La Cina ci ha trattato bene. Meloni vede Zelensky a margine del vertice e fermo impegno dell'Italia sull'Ucraina. Calligaris e Olivia Magnani alla presentazione della mostra ANSA sulle donne. Poi ancora la Meloni al vertice NATO. Rispettiamo gli impegni ma stabilendo delle priorità. Iran, Hormuz sarà chiuso dopo ogni attacco. USA pronta a riprendere il blocco dei porti. Ancora Greta Scarano e Nicolas Maupas aprono e chiudono la mostra del cinema di Venezia al Palazzo del Cinema al Lido il 2 e il 12 settembre. La vita va avanti, giovani coppie palestinesi si sposano in tenda a Gaza. E poi Re Carlo concede la grazia postuma all'ultima donna impiccata nel Regno Unito su proposta del governo. Adesso però parliamo di libri, ne parliamo con la nostra
Anna Maria De Luca, che anche stasera ci propone dei titoli davvero sfiziosi. Vai pure Natalia, grazie. E allora, anche stasera Zoom si parla di libri, con me di nuovo Anna Maria De Luca, che vi ricordo essere psicologa, nonché esperta di questioni inerenti alla scuola nel nostro paese. Allora, cara Anna, buonasera, bentrovata. Voglio presentare già i libri di cui parleremo. Gustavo il Meccanico di Leo Timmers per Besisler Editore, poi abbiamo Andrea Camilleri che parla con Gaetano Savatteri, Il gatto che prendeva il treno, conversazione sulla magia nelle stazioni per Biblioteca, collana Memorie. E poi ancora abbiamo altri 3 libri, tutti per Armando Editore. Il primo è Artico, il vicino nord, un laboratorio dei nuovi equilibri internazionali a cura di Giacomo Di Capua e Alessandra Caruso. Segue Arturo Jeffrey, Che cos'è la psichiatria, sempre per Armando Editore. E poi David Le Breton, La fine della conversazione, la parola in una società spettrale, edizione italiana a cura di Pietro Grassi e Raymond Zammit per Armando Editore. Ma noi cominciamo appunto con questo simpatico maiale che è Gustavo il Meccanico, disegnato da Leo Timmers. Ma che bella storia, perché hai scelto Gustavo il Meccanico? Buonasera a tutti. Allora, è la prima Bentrovata. volta che ci occupiamo di libri per bambini, diciamo è un'eccezione in questa trasmissione, però ne vale veramente la pena. Io sono incantata da questo libro e è proprio la dimostrazione di come si possa raccontare in modo semplice qualcosa di molto importante e di complicato. Allora, intanto dobbiamo dire che Leo Timmers è uno degli illustratori più apprezzati del panorama internazionale. Pensa che i suoi libri hanno venduto più di 1 milione di copie nel mondo, più di 15.000 copie in Italia, sono tradotti in 39 lingue. Questo libro ha vinto il premio della giuria dei bambini nelle Fiandre nel 2017, è stato libro del mese di maggio in Germania nel 2018, un premio importantissimo in Francia e anche in Italia sta spopolando. E quindi Leo Timmers illustra questa storia bellissima. Timmers ci racconta questa storia bellissima, tradotta da Laura Pignatti, che ha come protagonista, come dicevi tu, Gustavo il Meccanico. Gustavo ha 2 passioni: aggiustare cose e risolvere problemi agli altri, a chi bussa alla porta della sua officina. Ed è veramente meraviglioso vedere pagina dopo pagina, disegno dopo disegno, questo ascolto dei bisogni degli altri e le soluzioni che Gustavo trova con la sua fantasia, che trasforma le cose che lui ha in un come dire, lui ricicla le cose che ha messo da parte. Ha questa officina piena di oggetti e man mano che le persone arrivano nella sua officina io ho l'aria condizionata rotta, dice un'altra, la giraffa nella macchina che ha mal di collo perché prende aria, insomma ogni animale ha i suoi problemi e lui li risolve riciclando le cose che ha. E quindi è estremamente istruttivo perché appunto è un libro illustrato per introdurre ai più piccoli al tema del riciclo creativo, della sostenibilità e della solidarietà. E devo dirti che l'ho letto più di una volta. Veramente poi ti dico, Laura Pignatti traduce a tempo pieno per editori italiani, ha tradotto più di 160 opere, quindi è una grande traduttrice. E invece questo illustratore che a me piace tantissimo è del Belgio. Allora, lui aveva un padre artista, Leo Timmers aveva un padre artista che gli ha trasmesso sin da bambino la passione per il disegno, quindi ha studiato pubblicità, graphic design e poi dal 93 ha cominciato la sua carriera di illustratore e ha ricevuto premi dappertutto, a New York, in Germania, in Francia, come dicevamo prima. In Italia ha vinto anche il premio nazionale Nati per leggere. Ho letto un pezzo di un'intervista che gli hanno fatto, no? Lui, te la leggo, no? Lui dice: poiché racconto le mie storie principalmente in modo visivo, voglio che i lettori possano scoprire molti dettagli nelle immagini. So che i bambini noteranno tutti questi dettagli perché vedono più acutamente degli adulti. Una volta ho ricevuto una lettera da un bambino tedesco che mi chiedeva dove fosse finito il secchio di vernice blu in Bang.
aveva ragione, mi ero dimenticato di disegnarlo. Da allora ho fatto attenzione a non permettere alcuna sciatteria, i bambini vedono tutto. E questa è una grande verità, una cosa meravigliosa, perché in realtà la nostra attenzione da adulti è un'attenzione sempre molto distratta. Anche per questo l'ho letto 2 o 3 volte questo libro, perché tu lo apri, vedi questi disegni colorati bellissimi, una visione d'insieme, però tenti ad andare avanti, no? Come quando leggiamo un libro, no? Tendiamo sempre ad andare a sfogliare le pagine come se avessimo l'ansia di arrivare alla fine, di finirlo presto, non si sa poi perché. Invece questo è un libro che ti spinge a guardare i dettagli, perché tu devi guardare tutto quello che c'è nella sua officina per capire poi come prosegue la storia. Ed è anche un esercizio per noi adulti, un esercizio proprio per imparare a fermarci ad osservare quei dettagli che purtroppo ormai ci sfuggono, perché corriamo, non si sa presso a cosa, ma continuiamo a correre. Beh, corriamo appresso al capitalismo più che altro. Profitto, facciamo più cose per avere più tempo libero. Poi generalmente il problema del tempo libero è che il tempo libero t'ammazza e non trovi assolutamente più nulla. Questa è la realtà dei fatti, perché poi bisogna riempire questo tempo vuoto in cui molto spesso si sta a disagio con noi stessi, perché una delle cose che io constato quando viaggio, soprattutto in treno, e con questo mi attacco anche al secondo libro, è questo fatto, che la gente appena sale sul treno, la prima cosa che fa, non prende il libro, non prende il giornale, non prende il Kindle, ma prende il telefono e comincia a telefonare alla gente per dire: sono qua, sto andando là, che cosa fai, cosa non fai. Io, per esempio, quando vado a Roma, che prendo il primo treno diretto del mattino, l'Italo delle 6:25, uno sale, tanto sa che quelli che sono saliti, se li porta fino a Roma, non è previsto nient'altro da Rogoredo fino alla stazione Termini, si mette comodo, si sistema, tanto sa che di lì a una ventina di minuti passerà il personale che porterà il cornetti, il caffè, quello che vuoi, e dice: adesso io sprofondo nel sonno e mi riposo, perché già ho dovuto fare la levataccia per arrivare fino a Rogoredo, però almeno così mi riposo un po', mi faccio una dormita ferroviaria e così il viaggio passa. Non fai a tempo a sprofondare quel momento piacevolissimo quando senti proprio che il sonno ti sta prendendo anche bene e tu dici: ora mi lascio andare, no? Quel bel momento So già lì, cosa stai per dire. che all'improvviso, Ecco. pronto? Sì, guarda, allora alle 9:30 siamo direttamente in Campidoglio, ci faremo ricevere dal sindaco, che poi, voglio dire, sono tutte telefonate a base di stronzate, perché non è che telefonano perché devono gestire il decollo della navetta spaziale. No, guarda, Cioè, è vero, io se mi prendi ricordo una un mattina... treno, bravo, se prendi Roma-Milano ti Mamma sembra mia. che sul treno ci siano solo businessmen Sì. stramiliardari che reggono il pianeta, tutti, Sì. dal primo all'ultimo, più che per farsi sentire dagli altri probabilmente, no? Riunioni, cose importanti. Poi bisogna veramente capire perché chi fa veramente le cose importanti non le dice, Ma non si mette così figurati. in treno a spiattellare tutte le sue cose. Infatti è diventato comico. Infatti il vagone silenzio è veramente, per esempio, che ti dico, conquista di civiltà. in Spagna, se tu prendi a Barcellona, se prendi un treno, c'è un silenzio incredibile, perché la gente stanno anche con le cuffiette, intanto leggono molto più di noi, però non rispondono al telefono, in treno, ed è meraviglioso perché tu veramente ti puoi godere il viaggio, ti puoi concentrare, hai perfettamente, per non parlare poi dei bambini quando hanno dei genitori incapaci di gestirli, che si mettono a giocare con il cellulare senza le cuffie, e quindi tu passi tutto il viaggio a sentire tutti i suoni dei giochini. Quella roba lì, sì. Esatto, e se dici qualcosa ti dicono: ma è un bambino, e tu dovresti dire: sì, ma tu sei un genitore. Sì, ma io soprattutto per questo cerco di viaggiare sempre in prima, perché ho in business sul Frecciarossa, proprio perché costando di più il biglietto, diciamo che il tasso di cafonaggine dovrebbe essere un po' più basso, perché fino a che sono i bambini la colpa è degli adulti, ma alle volte ti capita l'adulto logorroico che dal fondo della carrozza racconta a tutti quello che sta facendo. Io mi ricordo una volta un Milano-Roma
Appena salito, questa tizia, era un treno che andava a Salerno, appena salito questa tizia, come si sono chiuse le porte, pronto mamma? Sì, alle 14 sono a Salerno. E che ti devo dire? Quella la preside è una zoccola, perché non mi ha voluto dare questo, non mi ha voluto dare quello. Ma a me che cosa me ne frega? A tutti gli altri a bordo, che cosa frega? Io ricordo una notte sull'Intercity Notte, da Milano fino a Vibo Pizzo, verso le 3 del mattino, un napoletano nelle 2 compartimenti più in là, ancora c'erano le vetture a scompartimento, 22 anni fa, lo ricordo come fosse mo', cominciò: perché voi non avete capito il senso della cultura napoletana, il casatiello è importante, il sapore del Uno dal fondo della vettura gli gridò: volume, hai rotto i coglioni! Cioè, è proprio sta cosa che quando la gente sale sul treno si sente presa dall'impossibilità di stare a suo agio con se stessa, e io mi rendo conto che abbiamo creato una società di disadattati. Una volta la gente sul treno chiacchierava, e se non Io ti dico chiacchierava che leggeva sul il treno, giornale. ma anche in spiaggia, spesso sono quasi l'unica ad avere un libro in mano. Sì, ma non esito a crederlo, credimi. Cioè, Nella migliore delle ipotesi leggono in digitale. Io non riesco a leggere in digitale perché, oddio, questi libri di cui parliamo oggi li ho letti in digitale, però sono un'eccezione. Senza il cartaceo ho difficoltà a concentrarmi, ho bisogno della carta, perché poi, come diceva Umberto Eco, tra l'altro è un libro meraviglioso, se qualcuno è in procinto di scrivere una tesi di laurea, di come si fa dottorato, di una qualunque tesi di cosa, lo laurea? consiglio. Come si fa una tesi di laurea? E a un certo punto ribatte, no? A qualcuno che dice i libri vanno rispettati, cioè non vanno toccati, devono rimanere così. Io invece li sottolineo, lui giustamente dice nel libro, sì, vanno rispettati nel senso che vanno vissuti, quindi tu puoi sottolineare, colorare, scrivere, questo è rispettare un libro, perché il libro è lì perché vuole essere vissuto da te, non perché è un oggetto d'arredamento messo in una libreria, così sei ospiti, fai vedere che sei uno di cultura, come purtroppo spesso succede, no? Case piene di libri mai letti. Esatto, e quindi in treno, al di là delle frenate, fermate, degli sballottolamenti sulle linee dove dice che c'è l'alta velocità ma non c'è, tipo da Salerno in giù per intenderci. Non c'è, infatti. Sì. È proprio bello concentrarti, leggere, sottolineare, colorare. Però insomma vedo che a volte la gente mi guarda come se fossi un pezzo da museo, no? Perché per molti è archeologia, no? Per quale motivo dovresti usare la carta? Se ormai tutto è Vabbè, digitale. ma tanto non leggono neanche in digitale, basta sentire come si esprimono, basta sentire di che cosa parlano. Parlano di cazzate, parlano di televisione, dell'Isola dei Famosi, parlano di Temptation Island, di queste strozzate qua. Io ieri ero sul treno e ce n'erano 2, tra l'altro nostre compaesane, col coso lì, guarda, Temptation Island, ma chi se ne fotte di Temptation Island, veramente? Cioè, c'è una vita là fuori, ripigliatevi, ci sono i libri, c'è la realtà, dai, su. E infatti io vorrei parlare di treno, perché vedo questo bel micione che mi guarda qui dalla copertina di Il gatto che prendeva il treno di Gaetano Savatteri, che parla con Camilleri. Questo è un libro spettacolare, credetemi. È un libro, tra l'altro, con delle bellissime illustrazioni, e la sua particolarità è che Camilleri è sempre stato un appassionato viaggiatore in ferrovia, anche io lo sono da sempre, lo era Leonardo Sciascia, ma Camilleri parla del rapporto tra i siciliani e la ferrovia, il fatto che la ferrovia fu uno strumento di potere, perché le ferrovie in Sicilia sono state costruite prima di tutto per trasportare lo zolfo verso i porti di imbarco dell'isola, e quindi questo ha portato a scontri, a decisioni politiche e così via. L'altra cosa, dov'è il gatto che prendeva il treno? Camilleri raccontò che lui scendeva da Roma e doveva andare fino a Porto Empedocle, quindi lui faceva da Roma a Palermo poi prendeva il treno che va ad Agrigento, e poi ad Agrigento lo andavano a prendere. C'è ancora la ferrovia che arriva a Porto Empedocle, solo che ora la usano a scopo turistico.
se vi capita andateci. Ma detto ciò, lui raccontò di sto gatto che alla stazione di Palermo lo vide, un gatto bianco e nero che lo vide affrettarsi a prendere l'automotrice che andava ad Agrigento e Camilleri salì sul treno e disse al capotreno: scusi, ma l'ha visto il gatto? Dice: quale gatto? È un gatto bianco e nero. Ah, non si preoccupi, quello quando siamo a Termini Imerese poi scende. Camilleri si mise al finestrino quando il treno fermò a Termini Imerese. Termini Imerese è stazione trafficata, io la conosco. Quando il treno arrivò a Termini Imerese, vide scendere il gatto sul marciapiede. Dopodiché il ferroviere gli spiegò che il gatto tutte le sere alle 8 si pigliava il treno che tornava a Palermo. Lui gli piaceva immaginare che il gatto avesse una storia d'amore con qualche miciona a Termini Imerese e quindi tornasse la sera. E lui racconta la magia delle stazioni, perché le stazioni sono luoghi magici. Lui racconta, e tra l'altro Camilleri ha scritto questo bellissimo libro, Il Casellante, dedicato al mondo dei ferrovieri. Racconta le sue amicizie con i figli dei ferrovieri quando andava a scuola a Porto Empedocle, che poi sul più bello sparivano perché magari andavano in qualche casello nel cuore della Sicilia. Racconta le case cantoniere, appunto i caselli, quando c'erano i casellanti, e dice: i caselli per tutta la vita ho sognato di averne uno, perché sapete che le ferrovie poi a un certo punto li hanno dismessi tutti, quindi tu potevi fare domanda, partecipavi a una gara e ti potevi prendere il casello. E lui non è riuscito ad averne uno, però dice: mi è rimasta sempre questa idea di sta casa in mezzo al niente, dove c'è questa vita comunque scandita dal fatto che il treno passa a orari fissi durante la giornata e per il resto sei nel nulla, sei con i tuoi pensieri, non è che c'è altro. L'altra cosa, per esempio, lui raccontava anche il legame dei siciliani e della letteratura con la ferrovia, evoca appunto Sciascia con Il lungo viaggio del mare color del vino, dove racconta di questo ingegnere vicentino che va giù a Gela perché deve lavorare al polo dell'Eni e sostanzialmente lui fa questo viaggio assurdo con questa famiglia siciliana dove succederà veramente di tutto. C'è anche l'accenno di una storia d'amore. Poi, per esempio, Conversazioni in Sicilia con Vittorini che ambienta sostanzialmente questo viaggio proprio sul treno che va da Milano fino a raggiungere la Sicilia e così via. Ecco, la dimensione magica delle stazioni è in questi incontri che si possono fare, è nelle storie che si possono vedere. E poi lui dice una cosa interessante parlando di Porto Empedocle, parlando anche della ferrovia a scartamento ridotto che c'era tra Porto Empedocle e Castelvetrano, che poi lui rievoca appunto nel Casellante, raccontando di quando loro scendevano dal treno, si facevano il bagno alla Scala dei Turchi e poi, siccome il treno andava molto lentamente, avevano tutto il tempo di risalire e di ritornare a prendersi il posto sul treno. Ma lui diceva una soluzione per le stazioni che vengono abbandonate e la ferrovia continua a passare, oppure le stazioni che perdono la ferrovia come Porto Empedocle Cannelle e Porto Empedocle succursale, trasformatele almeno in biblioteche, trasformatele in posti che possono essere ancora vissuti dalle persone. Se io penso a tutte le stazioni che per esempio ci sono sulla ferrovia tirrenica, no? Ad andare da Battipaglia fino a Reggio Calabria, tante stazioni nei paesi molto spesso sono ormai impresenziate, è tutto telecomandato, sono solo delle fermate in realtà, la differenza è che la stazione è presenziata, la fermata no. E penso per esempio alla stazione di San Lucido. San Lucido mi pare che è ancora presenziata, perché poi da lì c'è la galleria che va a Cosenza, ma penso tanti paesi così. Quanti circoli si potrebbero fare? Quanti punti di ritrovo affidati al comune si potrebbero fare? Centri d'aggregazione, biblioteche e così via.
E questo darebbe una mano a far vivere le stazioni e soprattutto anche a far vivere la ferrovia. Per esempio, la stazione a Vibo Pizzo, no? Sì. La stazione a Vibo Pizzo ora è sostanzialmente una fermata perché il personale ferroviario non c'è più, c'è solo la biglietteria. C'era il bar, ora non so se l'hanno riaperto il bar alla stazione a Vibo Pizzo, dopodiché è sparito anche il bar. Ma quante quanta aggregazione si poteva fare in una stazione del genere? Recuperare il giardinetto che c'è fuori dalla stazione, farne un dehors, potenziare il bar, che è anche edicola tra l'altro, farne un punto di incontro per chi parte e per chi arriva, eccetera, eccetera. Cioè, tante di queste cose che però non so perché molto spesso c'è questa idea di abbandonare le cose a loro stesse. Vabbè che Vibo Pizzo l'hanno restaurata, ma per esempio 15 km più avanti c'è Mileto. Mileto è chiusa, è impresenziata. È vero che è una stazione in mezzo alle campagne, però secondo me qualche centro di aggregazione sociale si potrebbe fare, qualche cosa si potrebbe fare. Non lo so. Sì, è una giusta suggestione, la tua, sì, perché infatti questo libro ruota proprio attorno ai luoghi di passaggio, no? Quindi treni, Sì. stazioni che custodiscono storie e un po' di magia, appunto raccontarle significa non lasciarle svanire, quindi Savattieri che io conosco bene perché è un giornalista, un collega, penso che abbiamo fatto assieme anche una volta un viaggio sulla nave dei libri per Barcellona, che è un'iniziativa molto importante che si svolge nell'anno, dove le scuole salgono sulla nave come viaggio didattico e la nave è piena di autori che per tutto il viaggio presentano i loro libri, i ragazzi presentano le best practices che hanno fatto a scuola, poi si arriva a Barcellona nel giorno della festa catalana di San Giorgi, dove praticamente c'è questa usanza meravigliosa che le donne regalano un libro all'uomo e l'uomo regala un fiore alle donne, quindi Barcellona vende milioni di libri in quell'occasione, no? Gaetano Savattieri appunto è una persona che stimo tantissimo, anzi che saluto, sicuramente ci sentirà, e la sua particolarità, cioè la sua scrittura, nasce anche dalla coincidenza di essere nato nel paese di Leonardo Sì, a Sciascia, quindi lui Racalmuto. sì, è proprio cresciuto a pane e letteratura, no? Infatti sia al Giornale di Sicilia che poi al TG3, al TG5, Rete 4, insomma ha lavorato un po' dappertutto, infatti ci siamo incrociati in varie aree, in vari campi. Ha cominciato a un certo punto a fare lo scrittore, prima con Sellerio, ha scritto dei libri molto, molto belli, a me piacciono molto i suoi romanzi, mi ricordo in particolare Gli uomini che non si voltano, nel 2006, La fabbrica delle stelle, La congiura dei loquaci, e adesso invece pubblica questo libro di cui abbiamo parlato di Biblioteca Edizioni. Biblioteca, ne abbiamo parlato tante volte, è una casa editrice relativamente giovane, nata per iniziativa di un editore che si chiama Santiago Maradei, nato intorno al 2014-2015, ed è una casa editrice che propone testi inediti, prime traduzioni italiane, titoli introvabili, cioè va a recuperare titoli introvabili in Italia e li ripubblica, no? Infatti spesso io leggo i testi di questa casa editrice perché va proprio a scovare gioielli perduti e ce li restituisce, e quindi è una realtà editoriale giovane molto dinamica ed è quindi appunto il contesto giusto per inserire un progetto come Il gatto che prendeva il treno, perché unisce un autore affermato come Savattieri a un dialogo omaggio a Camilleri, tra l'altro anche nell'anniversario della sua nascita. Quindi mi è piaciuto molto il tuo racconto di questo libro, si vedeva che ti ha appassionato. Ma sai, io la rete ferroviaria della Sicilia me la sono girata in buona parte e quindi certi posti che vengono descritti li conosco bene. Conosco bene, insomma, che cosa voglia dire attraversare lo stretto con un treno o attraversarlo prendendo la nave veloce. L'ho fatto quando ero ragazzo, mi ricordo subito dopo Titanic. Mi capitò mi capitò di traghettare a piedi e quindi io ho preso la nave a Villa San Giovanni
era ancora la nave grande, poteva trasportare anche le automobili. Ora hanno tolto le rampe, hanno tolto tutto, non è più possibile fare sta cosa. Salgo su, vado su al bar e la nave parte e fa la traversata. A un certo punto mi rendo conto di essere in mezzo a un gruppo di studenti dell'Università di Messina, perché c'era chi ripassava diritto privato, chi studiava, insomma era evidentemente periodo di sessione. Dopodiché li ho visti, loro due, che volevano fare Jack e Rose. Sulla prua della nave sono andati fino al parapetto, dove c'era la bandiera, il vessillo delle Ferrovie dello Stato, apre le braccia, lui che abbraccia, no, Jack, sto volando, sì, col traghetto Iginia da 5.900 tonnellate che faceva sì e no, 20 nodi se ci arrivava. E morale della favola, mentre tutto questo accade, la nave entra nel porto di Messina, la nave, dovendo scaricare il treno, cominciò ad alzare la prua. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stavano cadendo come birilli. Mamma Ammetto che mia. questo momento di hubris mi ha molto divertito, lo confesso. Sono passati quasi 30 anni, ma ammetto di aver goduto della scena. Sono una persona orribile, questa è la verità. Ma ci fu una moda, dopo il film, Sì, tantissime sì. persone di qualunque età, ogni volta che salivano sulla nave, lo fanno ancora adesso, e quindi imitano la scena, sì, di Rose, come si chiamava DiCaprio? Jack. Non mi ricordo. Jack. Disegnami come una delle tue dame di Parigi, una delle tue donne di Parigi. Oddio mio. Quanto diabete non lo sapevamo, e tu vedevi le coetanee tutte, mamma mia che buono Leonardo DiCaprio, madonna, guarda, lasciamo perdere, va, che se no tra poco mi vengono gli incubi. Senti, allora questo è un libro stupendo, lo consigliamo ai nostri ascoltatori. Adesso ci portiamo a questi 3 volumi di Armando Editore, Artico, il vicino nord, un laboratorio dei nuovi equilibri internazionali, a cura di Giacomo Di Capua e Alessandra Caruso. Diciamo ai nostri ascoltatori che qui si parla, come nel capitolo 2, sovranità in bilico, la Groenlandia tra referenda, corona danese e Donald Trump. Si parla del fatto che l'Artico non è un gioco, non è solo come si dice, l'orso polare che sta lì e poverino si scioglie il ghiaccio. No, stiamo parlando di un posto dove sotto c'è petrolio, ci sono terre rare, c'è tanta di quella roba ottima che la metà basta e fa gola al mondo. Però, attenzione, c'è un impegno preciso internazionale a non sfruttare i poli del pianeta. Solo che Donald Trump, io vedo che gli prudono le mani. E cosa si trova di bello in questo libro, Anna? Sì, allora questo libro Artico, il vicino nord, è scritto da Di Capua e Caruso. Giacomo Di Capua è un analista, insomma, voglio prima presentare gli autori per capire appunto quanto sia un libro fondato ed importante. Allora, Giacomo Di Capua è analista di ricerca nell'unità di analisi e ricerca della SIOI, che è la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. La scuola che tutti fanno poi per diventare diplomatici, giusto per intenderci. Quindi ha un percorso internazionale di rilievo perché è stato ricercatore al Politecnico di Dublino, giovane delegato della Repubblica Italiana alle Nazioni Unite, insomma ha lavorato alla Columbia University, è autore di report e articoli sulla geopolitica dell'Artico, la diplomazia multilaterale dei cambiamenti climatici e la prevenzione delle crisi. Mentre Alessandra Caruso è l'altra coautrice, anche lei è direttrice dell'unità analisi e ricerca della SIOI, chiaramente laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, ed è specializzata proprio in studi artici, quindi è responsabile scientifica di un evento annuale che si chiama Arctic Connection, che è proprio la conferenza
da cui è nato questo libro. Quindi si tratta di due ricercatori, entrambi profondamente specializzati in studi artici, che lavorano fianco a fianco nella SIOI, lei come responsabile della ricerca sull'Artico da diversi anni e lui con un percorso molto internazionale, appunto tra Dublino, New York, le Nazioni Unite. Diciamo che l'Artico per noi non esisteva fino a che Trump non ce l'ha rimesso appunto. davanti qualche tempo fa, no? Non abbiamo mai pensato all'Artico se non come dire, a una terra di ghiacci o antichi ricordi della scuola elementare quando si studiavano i poli. E improvvisamente con Trump, che per quanto se ne dica ogni tanto ci fa ricordare delle cose che avevamo dimenticato, allora, come dire, un po' non abbiamo molto tempo, quindi vado veloce. Allora, questo libro, allora, il primo capitolo si intitola Comprare un'identità artica, è di Agata Lavorio. Il primo capitolo ripercorre la storia del rapporto tra Stati Uniti e Artico, partendo dall'acquisto dell'Alaska dalla Russia nel 1867, che all'epoca fu accolto come una follia iceberghia, la chiamavano, e mostra come l'interesse americano per l'Artico sia sempre stato discontinuo, riacceso solo da eventi improvvisi, come la corsa all'oro del Klondike, l'affondamento del Titanic di cui parlavamo prima, le 2 guerre mondiali, più che da una strategia artica coerente e continuativa. Il secondo capitolo si chiama Sovranità in bilico, è stato scritto da Zellen, riguarda la crisi diplomatica scatenata dalle dichiarazioni di Trump sull'annessione della Groenlandia, le tensioni con la Danimarca, il rafforzato desiderio di autodeterminazione della Groenlandia, ma anche un caso giudiziario controverso sulla sottrazione di una neonata Inuit alla madre, che ha riacceso poi il dibattito sul passato coloniale danese. Il terzo capitolo è di Rebecca Gioietto, Mare senza porti, e racconta come, nonostante lo scioglimento dei ghiacci apra nuove rotte commerciali transpolari, la carenza di infrastrutture portuali impedisca al Canada artico di sfruttarne davvero il potenziale, e analizza anche il ruolo crescente delle comunità indigene nella governance del territorio. Poi abbiamo un quarto capitolo sulla condanna geografica, scritto da Marco Dordoni, che ci racconta come attraverso il caso delle Svalbard, che sono disciplinate da un trattato del 1920, la posizione geografica della Norvegia, che è a cavallo tra la vocazione marittima e il confine russo, è insieme sia un vantaggio strategico ma anche una vulnerabilità, e oggi tra l'altro riacutizzata appunto dalla guerra in Ucraina e di questa instabile leadership americana. Poi abbiamo un altro capitolo interessante di Alexandra Middleton, che esamina il piano della Finlandia per la neutralità carbonica entro il 2035, quindi 15 anni prima del limite dell'Unione Europea, ma anche le crepe di questo modello, perché nel 2024 la Corte Suprema ha respinto un ricorso di associazioni ambientaliste che accusavano il governo di non rispettare i propri stessi obiettivi climatici. Poi abbiamo una parte su un capitolo che riguarda l'energia dell'Artico, scritto da Andrea Alberti, che qua parliamo di Russia, descrive come Mosca abbia fatto dell'Artico il fulcro della propria strategia energetica post sanzioni, quindi con progetti come il gasdotto Forza della Siberia e terminali orientati verso la Cina e l'Asia per aggirare l'isolamento dei mercati europei. Poi sì, poi ci sono ancora 3 capitoli molto, molto interessanti, uno si chiama La terra artica senza popoli indigeni, che ripercorre la trasformazione dell'Islanda da colonia danese isolata a stato sovrano e poi a paese globalizzato, passando per l'occupazione militare anglo-americana nella seconda guerra mondiale, che appunto ne accelerò l'urbanizzazione e la modernizzazione. Il penultimo capitolo si chiama Un Klondike scandinavo, qua parliamo della Svezia, è parte della crisi diplomatica sino-giapponese del 2010, che rivelò la dipendenza mondiale dalle terre rare cinesi, che rappresentano il 97% dell'offerta globale, per arrivare poi al giacimento di Kiruna in Svezia
che si trova al centro della nuova corsa occidentale per l'autonomia da Pechino in questo settore strategico. Infine, l'ultimo capitolo riguarda le ambizioni polari dei paesi osservatori asiatici, l'ha scritto Anna Ivanova, quindi parliamo di Cina, Giappone e Corea del Sud, e tira fuori il dibattito sull'Artico come bene comune dell'umanità e il ruolo dei paesi asiatici come osservatori nel Consiglio Artico. Quindi dimostra come, dopo la sospensione della cooperazione con la Russia nel 2022, questi attori non artici abbiano guadagnato peso nei settori scientifici e operativi rimasti più aperti. Quindi un testo complesso ma assolutamente indispensabile per capire perché Trump vuole tanto l'Artico, perché è così importante. Decisamente, decisamente. Senti, passando invece al secondo volume, che appunto è Arturo Jeffrey, che cos'è la psichiatria, sempre per Armando Editore, e mi piace molto questo capitolo, la micidiale follia dei cosiddetti sani di mente. Cosa dobbiamo aspettarci? Esatto, infatti. Questo è un libro che ci avvicina alla psichiatria senza pregiudizi, perché la psichiatria ancora oggi è circondata da paure e appunto pregiudizi ingiustificati, che è un retaggio di un'epoca, quella dei manicomi, degli internamenti infiniti, che per fortuna è finita, però come dire, persistono ancora delle false credenze, e quindi questo autore scrive questo libro per dimostrare come questa disciplina abbia fatto passi straordinari negli ultimi decenni e per restituire fiducia alla psichiatria. Quindi allora, come possiamo riassumere questo, che so che abbiamo poco tempo? Diciamo che temi centrali sono il dolore mentale come sofferenza totale. Cioè, l'autore spiega che una malattia psichica non riguarda un organo isolato, come potrebbe essere un'appendicite, no? Ma coinvolge la persona nella sua interezza, mente e corpo insieme. Poi dedica molto spazio alle grandi patologie, quindi schizofrenia, paranoia, disturbi bipolari, che sono le psicosi più gravi e più difficili da diagnosticare, ma oggi curabili con terapie efficaci, ma anche alle nevrosi. E poi il terzo focus è il ruolo della psichiatria, quindi lo psichiatra non inteso come tecnico che applica dei protocolli, ma come persona chiamata a mettersi al posto del paziente con empatia, prima ancora che con competenza scientifica, per arrivare al risultato, per arrivare a farlo stare bene. E c'è anche un profilo storico, ha delle basi biologiche forti questo libro, ripercorre l'evoluzione storica della psichiatria e spiega in modo accessibile come funzionano i neuroni, le sinapsi, che sono alla base dei disturbi mentali. Quindi diciamo che è un tono divulgativo rivolto a un pubblico ampio, non solo agli addetti ai lavori, non solo anche ai familiari dei pazienti, cioè, perché è un pubblico ampio? Perché, come scrive l'autore, oggi quasi tutti, prima o poi, si trovano a confrontarsi con la sofferenza psichica propria o di qualcun altro. Quindi il messaggio finale è proprio quello, è un invito a rivolgersi alla psichiatria con fiducia e non con timore. Molto bene, molto bene. Senti, ci avviamo ora alla fine della nostra conversazione con l'ultimo libro, sempre per Armando Editore, La fine della conversazione, la parola in una società spettrale. E io francamente, quando vedo limarsi all'altro e la socialità digitale, ecco, come siamo malmessi, perché è vero, siamo proprio alla fine della conversazione, la gente non è più in grado di parlarsi. Ci hai fatto caso? Sì. Allora, questo libro Si parla sostiene solo una tesi addosso. centrale. Sì, ma infatti esattamente il libro dice una cosa che noi abbiamo detto più volte in queste trasmissioni, no? Che da quando lo smartphone è diventato, diciamo dal 2008 in poi, un'estensione permanente di noi stessi, non siamo mai stati così connessi, eppure non siamo mai stati così soli. Sì, è E vero. Le Breton distingue due concetti che spesso confondiamo. Lui distingue la comunicazione dalla conversazione, cioè lui dice che la comunicazione è rapida, a distanza, controllabile, priva di rischio. Nella comunicazione noi possiamo scegliere cosa mostrare di noi. Invece la conversazione è lenta, incarnata, fatta di volti, di sguardi, di silenzi, di imprevedibilità, e richiede veramente di esporsi all'altro. Quindi la sua osservazione è che la comunicazione sta sostituendo la conversazione in ogni ambito della vita, cioè nelle famiglie, tra amici, sul lavoro, per strada, e questo è un costo enorme, anche se spesso
forza invisibile, perché perdiamo il volto dell'altro, perdiamo il valore del silenzio condiviso, perdiamo, come dire, quella consacrazione reciproca che nasce solo dall'essere davvero presenti l'uno per l'altro. Il libro parla di fenomeni molto concreti, degli adolescenti sempre connessi, degli hikikomori, che sono questi ragazzi che a un certo punto si ritirano completamente dal mondo reale, chiusi nelle loro stanze. Infatti tu pensa che la Corea, che fu il primo paese al mondo a internetizzarsi, tra virgolette, no? È da sempre. Pure nell'audio? No, ci siamo, dimmi. Ok. E quindi parla degli adolescenti sempre connessi, degli hikikomori, per mostrare le conseguenze di questa trasformazione, la solitudine crescente, la difficoltà, come dicevi tu prima, a gestire il silenzio, gestire la noia, anche il burnout da iperconnessione, perché è molto stressante essere sempre connessi. Però Le Breton non è nostalgico, non è neanche tecnofobo, cioè lui non condanna la tecnologia in sé, così come non avrebbe senso condannare l'automobile per gli incidenti che provoca. Il suo è proprio un invito lucido, cioè lui dice bisogna riconoscere che la parola vera ha bisogno di tempo, di attenzione, di presenza fisica e sta a noi decidere di difendere questo spazio prima che la conversazione diventi davvero un ricordo, un anacronismo. Ed è in effetti una distinzione a cui non ho mai pensato, ma estremamente importante tra comunicazione e conversazione. Indubbiamente. Anna, senti, qual è il libro, diciamo, che più ti ha colpito questa settimana? Posto che Ma guarda, probabilmente proprio te, no. questo. Sì, Come? questo di Davide Le Breton perché è una riflessione che riguarda tutti, ma che poco facciamo, no? Lui è un francese, sociologo, antropologo culturale, insegna all'Università di Strasburgo, dove ha svolto la maggior parte della sua carriera, quindi è una persona che studia le valenze culturali, è uno dei massimi specialisti mondiali dell'antropologia del corpo, pensa con particolare attenzione ai comportamenti a rischio, al dolore, al silenzio e appunto alla conversazione. Quindi se una persona che è considerato uno dei massimi specialisti di antropologia mondiale, di antropologia del corpo, decide di fare un libro sulla conversazione per dire salviamo la conversazione perché stiamo perdendo la conversazione, sta diventando tutto comunicazione, è un allarme che assolutamente va ascoltato e che volentieri, come dire, rilancio ai nostri ascoltatori perché è un tema di riflessione molto importante. Tra l'altro lui ha scritto altri libri che suggerisco molto belli, un libro edito da Feltrinelli che si chiama Il mondo a piedi, Le ferite del sé di Meltemi, Antropologia del corpo, un libro di Raffaello Cortina che si chiama Sul silenzio, fuggire dal rumore del mondo, Antropologia dei sensi, sempre di Raffaello Cortina. Ha scritto anche tantissimo, anche appunto con diversi editori italiani, e quindi pensare che uno degli antropologi francesi contemporanei più autorevoli e prolifici ha una domanda in questo momento che ruota appunto su cosa significa oggi essere davvero presenti nel proprio corpo e nel mondo. E tra le risposte in questo libro, la strada che lui ci indica è ritrovate la conversazione, porteggiate la conversazione, è sicuramente un appello che mi sento di rilanciare. Molto bene, allora Anna, io ti voglio ringraziare, grazie soprattutto per questa conversazione e al piacere di risentirci presto. Grazie a te, ci sentiamo la prossima settimana sicuramente con altri libri bellissimi. Sicuramente, grazie. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
L'estate sei calda come i baci che ho perduto, sei piena d'un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, e adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:23 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Alessandro Ristori con Estate 2021. Un ultimo sguardo alle agenzie, l'ANSA, il sindaco di Roma Gualtieri alla mostra dell'ANSA, ancora deficit di rappresentanza delle donne. Il summit ad Ankara, Trump Italia buona, Spagna cattiva, piccoli screzi ma la NATO è unita. Il vertice della NATO, Meloni, rispettiamo gli impegni ma stabilendo priorità. Medio Oriente, Trump, non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran. Adesso a Berlino tutto bene con il nostro Roberto Giardina. Poi ci salutiamo con Raf, cosa resterà degli anni '80? A saperlo, e ci ritroviamo domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda A Berlino tutto bene, Germania, Italia ed Europa nelle parole di Roberto Giardina. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? E allora, puntata numero 8 di questa Berlino tutto bene, questa bella rubrica con il nostro Roberto Giardina, che voglio ringraziare ancora una volta per il tempo e per la pazienza. Allora, Roberto, insomma, siamo arrivati all'8 di luglio, tempo di ferie per la politica tedesca. Dove vanno? Ecco, esattamente Berlino chiude domani.
Però qui le fedi sono diverse per ogni regione, per ogni Stato, perché sono degli Stati, quindi Berlino chiude domani, riapre il 3 agosto, e invece in Baviera al sud chiudono all'inizio di agosto e tornano a metà settembre, quindi è tutto sfalsato. Comunque Berlino chiude anche il Parlamento, il governo se ne va in vacanza, però il ritorno è un po' così preoccupante. Certo. Senti, ma preferibilmente dove vanno questi politici tedeschi? Soprattutto, com'è la politica tedesca d'estate? Perché da noi si fanno le feste di partito e quindi polemiche, incontri, Sì. gente abbronzata senza cravatta e robe varie che parlano e ogni volta ci preannunciano un autunno caldo, tra l'altro. E lì invece che si fa? Posto che lo rivelo ai nostri ascoltatori, prima di cominciare questa registrazione, il distinto collega che è qua, che parla con me e che ringrazio ancora una volta, mi ha usato un colpo basso perché ha detto qui ci sono 14 gradi. Ecco, dirlo a uno che si trova a boccheggiare a più di 32 non è una cosa carina, però io naturalmente lui non ha colpa, e il clima tedesco, la prossima volta mi sa che vengo a registrare direttamente in appartamento da te, guarda, 1 ora e mezza di aereo e vengo da te. C'è una cameretta per te, ce l'ho. Bene. Qui però diciamo l'estate berlinese è bella, insomma, perché il tempo naturalmente non sai mai cosa succede, perché siamo in una pianura nel centro d'Europa, quindi se il vento arriva dal Baltico, arriva dalla Siberia, la Siberia d'estate è calda e non è fredda, e quindi cambia tutto, però diciamo ci sono laghi, boschi intorno alla città, quindi sono vacanze piacevoli per chi rimane qui. I tedeschi quest'anno, dato l'aumento dei prezzi, molti resteranno in Germania, anche se anche in Germania i prezzi aumentano, ecco, quindi saranno una vacanza un po' più corte. Certo. Ecco appunto, ma ti dicevo, com'è sta politica tedesca in estate? Le fanno le feste di partito, fanno ste robe? Ma no, la televisione fa un'intervista ai politici la domenica che dura 1 ora, sempre su una terrazza oppure su un prato, fanno queste cose estive, però devono beccare il ministro, il cancelliere che non è all'estero, ecco, questo è tutto, insomma. Però diciamo saranno vacanze un po' di lavoro, perché hanno presentato questo programma secondo loro rivoluzionario, dovrebbe far uscire l'Europa e la Germania dalla crisi, quindi anche l'Europa, perché la Germania che va male preoccupa tutti noi, anche gli italiani, però poi queste riforme presentate devono essere approvate dal Parlamento, quindi hanno detto che le cose definitive se ne parla a Natale, quindi anche loro si prendono il loro tempo, insomma. Certo. Senti, mentre la città si svuota al Parlamento, quindi che cosa ci trovi? Niente, ci trovi solo il portinaio e magari fanno i lavori di manutenzione. Quanto costa la politica al tedesco, ai cittadini tedeschi? Ma una volta hanno fatto il conto, che però penso che sia aumentato, che costa dai neonati ai centenari costerà dicevano sugli 8-10 euro a testa. Secondo me costa di più, ma comunque bisogna vedere cosa metti in conto, insomma. Certo, ho capito. Gli stipendi dei deputati, i costi sono inferiori a quelli nostri, pagano le tasse su una parte di quanto sull'appannaggio, insomma, su conto spese no, però non devono esagerare, mentre sullo stipendio base pagano le spese. Comunque diciamo che un cancelliere arriva sui 350.000 euro all'anno, 1.000 euro al giorno, però in parte sono tassate. Comunque penso che in Italia un dirigente dell'azienda di prima fascia guadagna quanto il cancelliere, insomma, credo. Insomma. Certo, capisco. E senti, ma che Germania trovano i tedeschi a settembre? Che Germania sarà? Sarà una Germania, diciamo, un po' con qualche nuvola, perché già a settembre si vota in 2 regioni all'est e a Berlino,
io non posso votare, non ho il doppio passaporto, ma posso votare pagando le tasse qui per il municipio del mio quartiere. Il mio quartiere però ha 350.000 abitanti, quindi credo che siamo a livello di Firenze o poco meno, insomma, quindi si vota in 2 regioni, dicevo, all'estero dove le previsioni sono disastrose, perché in uno quasi sicuramente il partito dell'estrema destra, questo AfD o AfD come dicono in Italia, avrà la maggioranza assoluta, perché dato il meccanismo elettorale basta avere il 42-43% che hai la maggioranza dei seggi, perché i partiti che non raggiungono il 5 vengono esclusi e quindi poi bastano meno voti per avere una maggioranza nel Parlamento regionale. Nell'altra regione arriveranno sicuramente al primo posto e a Berlino raddoppiano i voti, quindi diciamo che le previsioni per i cancellieri sono piuttosto fosche, insomma. Certo. Senti, oltre a questo, diciamo così, come sta andando con la benzina e col diesel? Perché qua in Italia il decreto accise è scaduto, quindi ora un litro di benzina 1,87 €. L'ho fatto ieri alla pompa per l'Alfa e ne ho dovuta pompare tanta di benzina, quindi ho avuto il tempo di considerare 1,86 € per la precisione. Ma guarda, ma io mi ricordo che diciamo, ormai io faccio sempre il conto bene, perché dico 30 anni fa i tedeschi che venivano in vacanza in Italia avevano i buoni benzina, forse te lo ricordo, insomma. Quindi Sì. tu compravi questi buoni dall'Automobile Club tedesco in Germania e poi pagavi nei distributori italiani con questi coupon, con questi buoni. Adesso però, quanto mi dici tu, la benzina costa meno che in Germania, perché io ho un distributore alla fine della mia strada e qui i prezzi cambiano di ora in ora. Comunque ho visto che anche qui lo sconto che aveva fatto il governo tedesco sulle accise di 17 centesimi è scaduto il 1° luglio e la benzina di colpo è passata da 1,80 € a 2,20 €. Oggi andando a comprare i giornali ho visto che è scesa a 2,3, quindi è sempre più che in Italia. Certo, questo è pure vero. E senti, dimmi, e invece volare costa di più? Volare costa di un attimo. Sì. Scusa, sì, scusa, volare costa di più? Costa di più perché questi low cost sono i prezzi, sono un po' devi vedere, perché paghi poi il supplemento per il posto. Se hai le gambe molto lunghe devi pagare 50 € per le prime file solo per il posto seduto, diciamo, e poi paghi per la valigia, paghi per il tole, quindi aumenta parecchio. E poi per esempio molti voli, queste società low cost, molti voli per Berlino li hanno cancellati, ci sono meno voli per volare pieni. Capito. Roberto, senti, ma questa polemica sull'aria condizionata che c'è in Francia, c'è pure in Germania? C'è anche in Germania, forse peggio che in Francia, perché qui sono, diciamo, i verdi sono una specie di setta religiosa. Dicevo, anch'io sono preoccupato per i pinguini e per gli orsi bianchi, però diciamo, il povero tedesco che soffre per il caldo, perché l'aria condizionata non esiste quasi, perché, pensando che non servisse, non c'è negli ospedali, non c'è nelle residenze per gli anziani, e adesso leggo che fino adesso sono morti in 1 mese e mezzo 800 tedeschi a causa del caldo, quasi tutti anziani. Quindi perché condannare l'aria condizionata? L'aria condizionata è un peccato e non capisco perché. Quindi questa polemica c'è, credo che la maggioranza dei tedeschi se ne infischia, insomma. Se potesse metterebbe una parecchia l'aria condizionata a casa sua. Capito. Comunque i ventilatori sono esauriti in tutti i negozi, non ne trovi più uno. Meraviglioso. Guarda, anche qua io
Avevo speranza di prendere un condizionatore portatile, sono arrivati in negozio tutto preso, tutto portato via. E voglio dire, da noi fa più caldo, ma i tedeschi soffrono così tanto il caldo? Lo soffrono parecchio, perché diciamo, tu oggi ho detto avevo sto al fresco, però 10 giorni fa avevo anch'io 34 gradi, sono arrivato in Germania, loro sono esatti a 41 gradi,5, quindi dicono che è un record secolare, quindi non sono abituati e poi lo sentono subito. Quindi io vedo i vedenesi che giravano i calzoncini corti e in sandali, e persino senza calze, le mitiche calze bianche corte non ce l'avevano, e quindi si sentono, boccheggiano, si sentono nel Sahara. Capito. Senti, altra cosa che ti dico, sai, è uscito il rapporto dello Svimez che parla del mezzogiorno, dice che la crescita comunque c'è. Sì. La Calabria sconta ritardi strutturali. La Germania ha un suo Sud Italia? Cioè c'è qualcosa di equivalente allo Svimez? Sì, è al contrario, cioè qui il sud è ricco e il nord è povero. Quindi la Baviera è la regione più ricca e ha un reddito pro capite regionale che potrebbe entrare nel G7 come paese, se fosse uno Stato. È uno Stato, ma però fa parte della federazione. Però è più ricco della Olanda e del Belgio messi insieme. Quindi, però sta al sud il Baden-Württemberg, che è la regione dove c'è la Mercedes e la Porsche, e sta sempre al sud, c'è la Foresta Nera. Il nord è più povero, il nord, le regioni sul Baltico, Amburgo, dove ho vissuto qualche anno, è una città ricca, nella città portuale i cantieri sono in crisi, quindi diciamo che è al contrario che in Italia. Capito. Poi qui, essendo uno stato federale, le regioni più ricche contribuiscono a pagare le spese delle regioni più povere, e Berlino è in passivo sempre a meno di 4 miliardi di euro che vengono pagati praticamente dalla Baviera. Non si può fare questo calcolo, non è che la Baviera paga per Berlino, ma la Baviera dà 4 miliardi di euro alle regioni più povere, quindi si può dire che i berlinesi vivono a spese di Monaco, insomma. Mamma mia, meraviglioso. Senti, in tutto questo, no? E la scuola, noi qui abbiamo avuto gli esami di maturità, abbiamo avuto, diciamo così, questa riforma della maturità, abbiamo avuto anche gli studenti che sono svenuti in aula per il caldo. Lì cosa c'è al posto della maturità? La maturità si chiama Abitur ed è diversa dalla nostra. Cioè, praticamente questa licenza liceale loro è importante perché qui c'è, per esempio per in medicina c'è il numero chiuso e vale il voto che tu prendi alla maturità. I voti in Germania vanno, al contrario da noi, l'1 è il voto più alto e il 6 equivale alla bocciatura. Tu se non prendi 1 secco, cioè equivale al 10 alla maturità, non puoi iscriverti in medicina a Berlino, per esempio. Vieni messo in lista d'attesa che può durare degli anni. Con 2 ce la fai a stento in altre regioni, quindi la maturità vale, ma non c'è un esame, è il voto complessivo dell'ultimo anno. Infatti. Diciamo così, ma quindi loro fanno pure le tracce, ogni anno c'è tutta questa attenzione sulla maturità come c'è qua da noi? No, perché non c'è un esame con temi dati apposta per questo esame finale. Ah, non c'è questa idea? No, si calcola, diciamo, il tuo rendimento scolastico all'ultimo anno e poi ti danno un voto conclusivo. Ecco, questo è io poi, diciamo, un po' è meglio da noi, che per esempio per il numero chiuso si fanno dei test un po' sconclusionati. Sì, però come fai a dire ti iscrivi a medicina perché hai preso un buon voto in inglese o in tedesco? Certo, questo dimostra che sei un bravo studente, ma non è una prova che tu hai un talento per fare il medico, insomma.
Capito. E l'università appunto come funziona? Anche qui c'è il problema delle sezioni affollate e così via? Ma no, lì qui si va a semestri, quindi tu hai realmente non sono affollate, ma hanno dei problemi. Prima gli studenti avevano un sussidio per studiare che bastava ad affittarsi una camera in una specie di diciamo queste comuni, in 5-6 ragazzi si affittavano un appartamento grande. Adesso gli affitti sono esplosi, anche qui non ce la fanno più, però gli studi vanno bene. Tu però sei obbligato nel tuo corso di laurea, se studi, non so, lettere, devi fare anche un semestre in un'altra facoltà, quindi puoi fare lettere e un semestre in economia, e questo funziona perché per esempio uno che si laurea in spagnolo poi viene assunto o veniva assunto dalla Mercedes per i suoi uffici in Sud America. Non sapevi nulla delle altre, conoscevi la cultura e l'economia del posto in cui andavi. Ecco, questa era la chiave. Certo, capito. Senti, in tutto questo, a proposito di automobili, come procede la crisi dell'automotive da quelle parti, visto e considerato che, a proposito, ma ora che faranno i tedeschi con la questione del caccia di nuova generazione? Perché dovevano farlo con i francesi, non lo fanno più. Si vogliono riarmare. Tra l'altro è in corso questo meeting della NATO ad Ankara. Come sta andando la Germania? Ma la Germania lì, la notizia che arriva da Ankara è che Merz ha detto che le spese per il riarmo non sono fatte perché lo dà ordine a Trump, ma lo decide la Germania per conto suo, perché bisogna fare debiti per le armi, perché essere in pareggio non ci salva da Putin. Questa è la notizia che arriva dalla Turchia, e questo naturalmente i tedeschi già lo sapevano, però arriva anche una notizia buona, perché il Canada ha ordinato 12 sottomarini ai cantieri tedeschi, e quindi è una collaborazione anche con la Norvegia, perché diciamo, i tedeschi sono un po' stufati di Trump e dicono sì, ci armiamo, ma non compriamo più tante armi in America, quindi le armi ce le fabbrichiamo noi, magari le vendiamo anche agli altri. Certamente, verde che roba. Senti, ma in conclusione, visto che fa anche abbastanza caldo, almeno qui, a Berlino tutto bene? A Berlino tutto bene, perché diciamo è una città che guarda che il 20% dei berlinesi vive sul limite di povertà, sopravvive grazie alle sovvenzioni pubbliche, però è una città grosso modo calma, sempre meno calma, perché però questo non si dovrebbe dire. I disordini arrivano da giovani immigrati, come avviene a Parigi, come avviene anche in Italia, a quanto leggo, quindi è una città che prima era molto pacifica, adesso è un po' meno, però Berlino continua a essere una città, la capitale, diciamo, più povera d'Europa, ma anche la più vivibile per chi ha pochi soldi. Capito. Beh, insomma, potrebbe essere un buon esempio anche per Roma e più in generale per tutti quelli che si troveranno questo settembre a dover trovarsi un alloggio per fare gli studenti fuori sede. Ecco, a proposito, un'ultima cosa. Ma gli studenti fuori sede da quelle parti come fanno? Perché a Padova, per esempio, in questi giorni hanno autorizzato uno studentato da 767 posti. E invece lì? Ma qui appunto prima c'è questo problema, come dicevo prima, qui c'erano gli alloggi studenteschi che praticamente avevano quasi gratis, adesso bastano per il 10% degli studenti universitari. Anche qui hanno fatto delle proteste, si sono accampati davanti al Reichstag con le tende dicendo dire come facciamo a vivere fuori sede, è un problema anche loro, e quindi una camera a Berlino, diciamo non al centro, che arriva a costare anche qui 600-700 euro, che per una normale famiglia sono tante, quindi hanno dei problemi. E poi però diciamo riuscivano ad arrotondare
con questi mini jobs, cioè lavoretti che erano al nero autorizzato. Potevi guadagnare fino a 450 euro, negli ultimi anni siamo arrivati a 600, ed erano esenti tasse e i contributi erano pagati a forfè dal datore di lavoro. Quindi un ragazzo, un giovane, poteva fare d'estate, fare qualche lavoro in pizzeria, al ristorante, in un albergo, e poi andare in vacanza magari a settembre. Adesso anche questo il governo li vuole abolire, dicendo no, perché così si evita i datori di lavoro evitano di assumere gente in maniera regolare, e preferiscono prendere 2 o 3 giovani ad orario ridotto. In realtà queste teorie, questi progetti, queste riforme poi funzionano sulla carta e dopo no, perché il timore è che invece tutti quanti poi lavoreranno al nero comunque. E quindi diciamo che gli studenti i giovani se la passano un po' male. Prima prendevano in giro gli italiani che erano chiamati figli di mamma, mammoni, perché vivevano a casa della madre e del padre fino a 30 anni, adesso anche i tedeschi non se ne fanno più andare a vivere per conto loro a 18 anni. Certo. Senti Roberto, allora io ti voglio ringraziare come sempre del tuo tempo e della tua cortesia, e al piacere di ritrovarci quindi il 15 di luglio. Grazie a te, sono io che ti ringrazio, che ci sentiamo la prossima settimana. Molto volentieri, grazie ancora. Avete ascoltato A Berlino tutto bene, Germania, Italia ed Europa nelle parole di Roberto Giardina. Berlino, non penso mai si può vivere, non sogno mai. Anni come gioco sono volati via, brevi fotogrammi o treni in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Che cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi, anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più, è un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni '80 afferrati e già scivolati via? Cosa resterà nella radio canta una verità dentro una bugia? Oh, anni ballando, Reagan, Gorbaciov, danza la fame nel mondo, un tragico rondo. Noi siamo sempre più soli, singole metà, anni sui libri di scuola e poi che cosa resterà? Anni di amori violenti, litigando per le vie, sempre pronti io te a nuove geometrie, anni vuoti come latine, abbandonate là. Ora che siamo alla fine noi di questa eternità, cosa resterà di questi anni '80? Chi la scatterà la fotografia? Cosa resterà
dei miti, sono intenti da Winston, sono già diventati perfidi e ognuno pensa a sé. Forse domani a quest'ora sarò esistito mai e i sentimenti che senti tu se ne andranno come spray. Oh, no, mai anni interi di pubblicità, cosa resterà? Anni allegri e complessi di follia e lucidità. Sembra già gli anni 80 per noi, quasi 80 anni fa. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.